Ciao amici, bentornati per il 18° episodio di questo Let's Play di Europa Universalis 4 con Venezia. Lo scorso episodio ci eravamo lasciati con questa decisione che avevamo capito poi che ci conviene ascoltare il loro parere e quindi mantenere Enzo Moro come loro governatore. Infatti noi perdiamo solo 5 di prestigio, invece la tradizione repubblicana che sembrerebbe si possa perdere la perdono loro, quindi non è un fatto che ci riguardi. Ma ciò che ci importa soprattutto è che perdono desiderio di libertà. Quando il desiderio di libertà arriva a 50 c'è il rischio che possano dichiarare una guerra, e a 100 è sicuro, quindi adesso è al 32%. Quindi scegliendo di agire come ci chiedono avranno un governatore più bravo, perché confermandolo aumenta in capacità, e in più il, il loro desiderio di libertà scenderà all'1%, quindi vediamo se è vero. Casanova e cavoli, stavo guardando quello sbagliato, non ho visto invece quanto era questo. È cambiato dell'1%? Ah, ecco, è cambiato ora. Intanto l'Ungheria ha annullato un momento però ha annullato l'embargo. Beh, succedono le cose che non si sa bene come mai, succede sempre qualcosa all'inizio di ogni episodio. Qui forse stiamo lasciando un po' troppe persone. Lasciamo piuttosto... no, però sto sbagliando. Devo far così. Ok. E questi li mandiamo qua. Con anche le navi. Come il nostro bilancio. Allora, vi ricordiamo anche quello che è successo nello scorso episodio. Si è formata la Russia, che quindi si appresta a diventare la più grande potenza dell'Europa orientale. E siamo riusciti a conquistare quelle colonie portoghesi e questa inglese, e anche quest'altra inglese, 2 inglesi e 2 portoghesi, però purtroppo non in tempo per evitare che gli inglesi colonizzassero Pernambuco. Naturalmente questo comporterà che dovremo fare un'altra guerra appena scadrà la tregua. Speriamo di fare in tempo. Accidentacci, questi riusciranno, mi sa. Dovremmo creare una pretesa. Allora, loro sono alleati della Castiglia. E basta. Quindi dovremmo fare pure 2 guerre diverse questa volta. E beh, insomma, dovremmo comunque prima di tutto cercare di far fuori gli inglesi. Cioè dovremmo farli fuori tutti e due, ma gli inglesi non credo hanno potuto fondare questa colonia perché hanno avuto come base le Bermuda. Adesso che non le hanno, penso non possano più avere un range così elevato da arrivare in Sud America. Magari potrebbero arrivare in questa zona. Sì, penso potrebbe essere così. E insomma, poi adesso hanno problemi molto più gravi perché stanno straperdendo contro ogni aspettativa la guerra contro la Scozia e la Francia, naturalmente. Spero che ci guadagni la Scozia, non la Francia. La cosa particolare è che la Francia adesso è nostra rivale, quindi credo che appena finirà la guerra, io non so se io penso che a prescindere da quello che facciamo noi, sia che siamo in pace sia che siamo in guerra, la Francia, a causa penso anche soprattutto della sovraestensione, della nostra sovraestensione, abbia cambiato atteggiamento verso noi, ci ha inserito tra i rivali, e quindi se non siamo molto fortunati e riusciamo
a ridurre la sovraestensione loro cambia il rivale prima che finiscano loro la loro guerra. Temo proprio che ci inseriscano nella loro lista, cioè no, che ci cancellino dai loro alleati, dalla loro lista di alleati, e quindi perderemo l'alleato che ci ha reso possibile in buona parte questa espansione che abbiamo avuto. Allora, questa è un po' assurdo che ci sia una nave sola, ma mi sa che dovremmo riorganizzare leggermente. Allora, queste qui non fanno niente. Interessante, forse la stavo già riorganizzando prima. Questa pattuglia Venezia e ci sta. Tu invece vieni qua a Creta che pattugli. Come vi ricorderete, ho fatto un errore clamoroso perché ho costruito queste bark, questi brigantini, quando avrei potuto costruire delle caravelle, quindi ho fatto, cioè che sono le unità più nuove. Però come vedete i nostri traffici commerciali migliorano, controlliamo già 5 nodi commerciali, di cui 3 sono nelle colonie. Anche la Francia non scherza, vedo, controlla ben 3 nodi. Londra, bene, giustamente, perché controlla l'Inghilterra, però penso sarebbero 2 i nodi. E come vedrete, allora sì, ero già nella pagina giusta, questa. Siamo adesso lo stato più ricco del mondo, seguiti da vicino dalla Russia e dalla Francia, quindi li abbiamo superati. E invece gli stati con un tesoro più cospicuo sono la Boemia e il Congo. Io però mi interessa più il Congo e Pequot, non so come si pronunci, che sono gli stati molto deboli, uno americano e l'altro africano, da cui potremmo estorcere una bella quantità di denaro che ci alletta particolarmente. Allora, e invece, come vedete, come manodopera siamo ancora molto indietro rispetto alla Francia o alla Russia. C'era anche i punti nel tempo, vediamo, con gli amici che sarebbero la Francia. Beh, comunque teniamo dietro al loro passo, anche se c'è stato un po' di declino ultimamente. E invece in tecnologia di sicuro non siamo granché. Invece come numero di province, vediamo anche qui in paragone alla Francia, gli amici, i nemici non ne abbiamo al momento. Comunque siamo molto più avanti di tutti, c'è da dire. Colonia, advisor. I leader purtroppo facciano schifo. Dov'è che è? Volevo farvi vedere anche come è progredita. Dovremmo fare pure delle navi pesanti appena ne avremo i soldi. Niente. Ecco, come vedete siamo terzi sia nelle tasse sia nella produzione e primi nel commercio, quindi giustamente abbiamo ottenuto il ruolo predominante nel commercio. Ecco, questi sono i nostri introiti. Come vedete, confrontati con la Spagna, gli ottomani, poveri ottomani, li avevamo ridotti proprio male, e l'Austria e anche con la Francia. Abbiamo appena superato la Francia, poi si potrebbe paragonare anche la Russia, dov'è? Che prima era Mosca, però siamo riusciti ultimamente, come vedete, a superare entrambi. Però non sarà facile mantenere questo predominio, immagino, soprattutto per via della nuova disposizione della Francia nei nostri confronti. Possiamo investire finalmente in questa nuova tecnologia? Aspettiamo magari la fine dell'anno per vedere se c'è qualche bonus ulteriore di sconto, se no
può andare bene così. Allora, quindi nei prossimi tempi dobbiamo innanzitutto stare attenti a recuperare la manodopera, che siamo ancora sotto i 3000. Poi vedere se riusciamo, magari prima colonizzando qua. E questo dovremmo farlo subito in modo da poter creare un casus belli contro il Portogallo. E sperando di poter intervenire. Invece, quegli stati che abbiamo visto, questo stato qua ma hanno solo una provincia, come hanno fatto ad avere tutti quei soldi? Voglio vedere se abbiamo casus belli contro i loro. Perciò richiamiamo questo stupido diplomatico che migliora relazioni con stati inutili. Questi li mandiamo già ad Alessandria. Dov'è Alessandria? Ecco, fammi in ordine alfabetico. E questo lo mandiamo a Venezia allora. Ho cambiato un po' idea. Così facciamo 20 precisi a Venezia. Non danno territori. Oh mio Dio, giusto? Noi siamo a rischio perché la Carniola non è ancora integrata. L'imperatore chi è? Beh, forse avrà un po' timore di noi, essendo ormai ridotto a una sola provincia. E volendoci pure bene. Per fortuna. Sarei anche curioso di capire se potessimo entrare nell'impero, perché quasi quasi ci entravo volentieri. So che ci sono dei buoni bonus per chi entra. Poi avremo la possibilità di fare la controriforma, ma non la faremo. Che ne pensi l'imperatore stesso e lo Stato e la Chiesa? Non vogliamo ridurre la religione ad atrocità. Va bene. E ecco, ci serve anche un esploratore in questa situazione. Siamo privi di esploratori. Finalmente Porto Rico diventerà. Allora abbiamo 2 colonie, Porto Rico e questa, immagino. Sì, presto Porto Rico sarà concluso. E se la cultura lombarda, quindi è bastato mandare l'esploratore, il colono per cambiare la cultura. Infatti adesso, come sapete, i Caraibi hanno un po' un misto di culture che sono entrambe accettate dal nostro. Non credo verranno sostituite perché alcune isole hanno cultura prevalente portoghese, però è una cultura accettata dalle Indie occidentali, quindi non è un problema in realtà. Saremo un po' tolleranti con i portoghesi, dai. Ok, dai. Quindi siamo leggermente a rischio per quanto riguarda la Carniola, perché non essendo più in guerra, l'imperatore potrebbe richiedercela come provincia illegale, come rischiava di succedere anche con Siena. Siamo anche riusciti a convertire Ippona, da cui proveniva Sant'Agostino, di nuovo al cristianesimo nello scorso episodio. Beh, se ci richiedesse qualcosa potremmo iniziare una guerra e vedere di avere la stessa fortuna dell'altra volta. Vediamo il Congo. Abbiamo casus belli? Ah sì, ce l'abbiamo. Quindi potremmo anche davvero iniziare una guerra col Congo. Mando i mercenari. Qui non ci sono. Li posso mandare comunque. Questi sono parecchi. Troppi. Mandiamo la metà. Magari un po' più della metà. No. Allora. Ma mandiamo i migliori. Ok. Penso quindi di fare questa guerra col Congo. Più che altro per riguadagnare il denaro. Guadagnarlo proprio. Hanno 1000 ducati sonanti pronti per noi. Quindi noi abbiamo sempre possibilità di dichiarare guerra. Quindi anche contro gli Aztechi volendo. Immagino.
Dovremo fare prima o poi queste guerre, però adesso naturalmente è più prioritario. Beh, la sovraestensione si ridurrà velocemente. Spero appunto che la Francia abbia pietà di noi. Se non l'avrà, in realtà adesso non ha neanche eserciti in Francia. Potremmo bloccarla in Inghilterra. Dov'è la loro flotta? Hanno una flotta? Qui. Sì, una flotta decente, però non più forte della nostra. Probabilmente. Però. Allora, quindi direi reclutiamo quell'esploratore di cui abbiamo bisogno. No! Perché? Ho sbagliato a prendere. Vabbè, avremo pure un altro. Ok, ho premuto il pulsante sbagliato. Vabbè, Fabrizio Chioggia. Tu, Fabrizio Chioggia, faresti bene a esplorarci queste zone. Dovremo anche espandere le nostre colonie qui in modo che si trasformino in stati coloniali. Perché ho speso 50 di... Già ero indietro e adesso non possiamo neanche più far questo. Vabbè. Vediamo se c'è lo sconto extra, no. Ok. Dovremmo anche magari scoprire la parte meridionale dell'Africa. Allora. Questi 9000 uomini li mandiamo in Congo, sì. Pensiamo magari in una guerra di prenderci il Congo, la costa, solo la costa del Congo. Ecco. Ok, dichiariamo subito guerra perché vedo che l'imperatore non è molto amichevole. Maledetto. Quindi il Congo può essere una buona meta di guerra. Avrei preferito rimanermene in pace per un po', ma evidentemente facciamo ancora lo stesso giochetto di ignorare le richieste dell'imperatore, sperando che non che creda davvero che stiamo innocentemente. Semplicemente la sua lettera è finita in un cassetto e non l'abbiamo potuta consultare. Andiamo a Venezia queste navi. Qui possiamo pure riunire. Stavo per premere su quello che non dovevo. Ok. Guerra contro il Congo. E noi ci teniamo anche pronti, perché questa decisione la dobbiamo prendere il prima possibile, non possiamo. Ma stai continuando a chiedere province a tutti tu? Vediamo un po' cosa succede. No, niente. Il fatto di essere in guerra ci salva. Questo è molto buono. Non ho mai capito perché in guerra quell'evento non può avvenire, dato che tutto sommato non si capisce. Però meglio così. Spero che la guerra e la Francia duri il più possibile, almeno fino a quando avremo eliminato la sovraestensione. Voglio davvero poter sperare che la situazione cambi. Oh mio Dio. Uzbek, Kazan. Si sono presi altri 4 province. E la Russia diventerà sempre più potente. Invece loro con chi sono in guerra? Con tutta una coalizione contro i loro. E la Russia... Dobbiamo precederli qua. Dovremmo prenderci... Qui ci sono delle miniere d'oro molto importanti. Io direi di prenderci questa zona.
Se riuscissimo anche qui c'è Astrakhan che è un centro di commercio. So che ciò potrà anche avere effetti negativi perché potrebbe causarci attriti con la Russia, però è una zona ricca di risorse e perciò penso valga la pena di metterci il naso. Uè, Porto Rico. Ok, bene. E abbiamo pure scoperto queste nuove regioni. Ok, quindi Porto Rico è qui e non ha più bisogno della nostra vigilanza, tra l'altro. Dov'è che ci porteremo? Allora, mandiamo il colono qua. La nostra altra colonia è già difesa, però in effetti potremmo reclutare... Ah no, non abbiamo manodopera, mi stavo quasi dimenticando. Qui, cavoli, sono dei treni sti portoghesi, non sono uomini, sono dei treni. Quando ci scade la tregua? Dicembre 28, manca ancora tanto. Bisogna pure considerare... Ah, dov'è il nostro esercito? Che dovremmo fabbricare le pretese perché attualmente non abbiamo casus belli. Il che certo non aiuta. Vediamo un po'. Cioè, nessun casus belli. Insomma, non so se riusciremo a prevenirli questa volta. Anzi, temo proprio no. Iniziamo ad appropinquarci a loro. Abbiamo fatto grandi scoperte. Allora, in effetti però non ho ancora... Allora, vediamo una cosa qua. Mettiamo questo a capo di questo esercito. E qui dovremo assegnare... Ok, è giusto. Dovremo assegnare l'altro. Qui ci rimanderà. Cioè, quindi dobbiamo aspettare un momento. Ok, l'Ansa ci vuole bene. Il cardinale un po' meno, ma a sto punto vediamo di imporgli con più influenza ancora. Allora, facciamo qualche nave pesante, qualche caracca. Quanto abbiamo? Ah, proprio l'ultima per raggiungere il limite. Va bene, questa zona è stata facile da esplorare. Io quindi prossimamente colonizzerei l'America del Nord, questa costa. E magari... No, basta, dai. Quella zona lì. C'è anche Panama che potrebbe essere interessante, ma... Vediamo. No, dov'è che è? Ok. Foscarini. Dobbiamo assegnarlo qua. Allora. Potremmo provare a migliorare un po' con costoro le nostre relazioni. Soprattutto con la Spagna, però anche il Portogallo potrebbe. Allora, e poi volevo fare quell'alleanza, ma ci odia sempre. Lo Stato della Chiesa quando siamo in guerra, cioè quando non possiamo allearci,
in genere ci vuole bene, poi ci odia. Vabbè. Dovremmo... Io vorrei solo che noi gli volessimo bene. In modo... Ah, di nuovo? Siete stati poco prudenti voi. Dovevate conquistargli le province. Invece non l'avete fatto quando potevate. Adesso perderete l'indipendenza, mi sa. Già. Qui ci vorrà un po' per il trasporto. Io a sto punto inizio anche quasi quasi. Ecco, finalmente possiamo fare questo. Wow. Allora, scegliamo le unità d'attacco. Cosa dite? O i lanzichenecchi? Le unità migliori saranno i lanzichenecchi, però sono buoni in difesa. Noi invece puntiamo... Però fanno un po' schifo questi. In difesa fanno proprio pena. Però ci proviamo, dai. Ok. E questi? Io direi puntiamo più sull'efficacia che sul morale. Pedrero, dai. A sto punto qui siamo un po'... Per fortuna abbiamo qualche mercenario che ci salva un po' la situazione. Io quasi quasi qui torno a fare una gita nei pressi degli Aztechi. Dovrò stare... No. Crimea, no, non ti aiuto. Ok, la carniola a posto. Ok, tu invece puoi fare quello che vuoi. Però non credo che questo basterà da solo a migliorare le nostre relazioni con chi ci odia. Vabbè, qui aumentiamo un po' la velocità. No! Cioè, no, più che altro non ora. Queste zone sono abitate da feroci nativi. E quindi? Ce ne torniamo indietro. Quanto esercito ha il nemico? 10.000 uomini. Bah, andiamo avanti. Li faremo fuori. Sono a livello 6. Come 6? Neanche proprio terribile. Come hanno fatto ad arrivare al livello 6? Bah. Ok, dobbiamo tornare indietro. E tra l'altro non possiamo neanche... Oh. Mi sembra giusto commerciamo di nuovo in schiavi. Ok. Siamo stati fortunati. Anzi, bah, andate un po' dove volete, però dobbiamo tornare indietro noi a dare il leader. Ok. Rimbarchiamo gli uomini. Vabbè dai, questo almeno ha reso più ragionevole il fatto che in precedenza noi avessimo... Voilà. Seconda colonia portoghese nella zona. Fra poco arriveremo, però secondo me ce la potremmo fare anche a rimuovere i portoghesi da quella nuova zona di espansione. Ce la si può fare. Gli inglesi invece sono un problema, sti inglesi. Vabbè che si sentono minacciati da noi. Il fatto che io non essendo confinante
Che assurdità. Non ho casus belli contro di loro. Qui stiamo andando fuori dalle... Insomma, oltre... Ecco, finalmente abbiamo scoperto Panama. A sto punto ce ne torniamo alla base. Qui dove siamo? Questo non ci interessa. Eccola. Perché scozzesi? Ma sti francesi sono pazzi, prima di tutto. Vabbè. Comunque... Perché hanno preso il Lancashire? Vabbè, comunque... adesso ci sarà da vederle brutte. Ma ci vogliamo bene, perché dovete farci del male? Adesso bisogna più che altro vedere che cosa faranno gli scozzesi. Adesso che hanno perso i loro alleati. Gli sarebbe convenuto far pace prima. Stolti scozzesi. Scozzesi stolti. Siamo riusciti a convertire l'Epiro. Fantastico. Adesso chi convertiamo? Potremmo anche convertire davvero la Chea. Quanto ci si impiega per... Mio Dio. Alcune province sono un po' più difficili. Volevo vedere Siena. Dato che è ricca. Dov'è Siena? Eccola. Un po' troppo. Ma io inizierei da quelli brevi. Partiamo dalla Chea. Ci abbiamo già un esercito in caso di rivolta. Intanto la nostra tradizione è abbastanza malconcia, soprattutto dato che ne perderemo anche un po' per annettere i nostri vassalli. Forse siamo arrivati. Ok. Quelle. Quante cose abbiamo scoperto. Arab e questa zona abbiamo scoperto. Questa e questa. Va bene, infatti ci si è allargata la visuale. Ok. Quando è che arriveremo qua? Il 4 dicembre. Intanto pensavo, prepariamoci per l'inevitabile guerra contro costoro. Prima la facciamo e meglio è. Buona osservazione. Servono questi tutti qui. Abbiamo ricaricato quasi completamente l'esercito. Ok, abbiamo colonizzato questi. A sto punto interrompiamo il miglioramento di relazioni col Portogallo. Quando è che ci finisce, abbiamo detto? Dicembre, quindi creiamo proprio le pretese nel momento in cui ci finisce. Ok. Adesso dovremo trovare... Qui, se non torniamo indietro alla svelta, moriamo tutti. Dobbiamo trovare l'esercito nemico, ecco dove si nasconde. Oh mio Dio. Hausa. Non esiste più uno stato. Vediamo chi arriva prima. Noi. Vediamo la battaglia allora. Scopriamo parecchie cose. Beh, tutto sommato ce la stiamo cavando alla grande. Come era naturale aspettarsi.
Però riusciranno, immagino, a scappare. Allora, facciamo così. Vabbè, lasciamo perdere. Quanto sono grandi ste foreste? Sono già a 2000, il che ci allungherà un po'. Il Congo interno, Il trattamento duro per le Canarie è finito. Ok, qui credo che incontreranno la loro disfatta, però sono più resistenti del previsto. Ci hanno fatto perdere metà dell'esercito quasi. Comunque siamo parecchio più ricchi grazie alla riduzione della sovraestensione, quindi immagino che i guadagni si siano ancora fatti sentire più alti. Fabrizio Chioggia, dove ti mando? In effetti ci sono ancora zone inesplorate. Ma sì, vai qui. Sarà un po' faticoso. Ok, comunque vedo che se la cavano, se la cavano. Bosnia. Pace bianca, maledetti. Va bene. Sono comunque fiducioso che in futuro ci saranno altre guerre tra Francia e Inghilterra. Ok. E perciò, dovendo pensare alle guerre, magari... Mio Dio, ma non li sopporto. Vi volete rassegnare? Non sembra. Perché mi sono dimenticato di fare la cosa più importante? Già prima non avevamo grandi speranze, ora le abbiamo perse del tutto. Vabbè. Martinica. Dovevo mandarla subito. Adesso... Vabbè, probabilmente non ce l'avremmo fatta comunque. Anzi, con ogni possibilità. Non ce l'avremmo fatta. Voi riuscite sempre a scampare. Ma cavoli. Più persistenti così. Allora, cerchiamo già di bloccare la produzione di nuove unità, perché in Albania non c'è più trattamento. E anche a Casablanca. E a Casablanca però lo dovremmo rinnovare, mi sa. Ok. Fatti fuori questi, mi sento meglio. Però... Vediamo un po'. Non vi arrendete mai, Ok, finalmente. Penso ne basti, no? No. Ok. Qui. Allora. Questi li mandiamo qua. Non riusciremo a assediare tutte le province insieme. Faremo 2 per volta. Vabbè. Però questi si rivoltano e mi causano problemi. Qui stiamo superando già il limite di supporto. Allora, ci serve un altro leader. Sempre più scadenti sti leader.
Ok, abbiamo scoperto la sabbia. Qui c'è pure una nave. Ok. C'è un'altra flotta qua? Sì. Speriamo le galee bastino. Questa non è una nave pesante. Io questi qui li toglierei. Ah no, non posso perché sennò ci sbilanciamo troppo. Siamo oltre i limiti di supporto. Ok, ok. I pirati non hanno buona fortuna presso di noi. Prendiamo pure questa. Ok. Abbiamo anche più difesa dallo spionaggio, per quanto possa essere utile. Qui riposiamo un po', poi proveremo magari anche a scoprire queste regioni. Qui dovremmo reclutare qualcuno. No! No! Ma perché? The trial vuol dire il tradimento? Il più nobile doge. Ma no, mio nobilissimo doge. Il tuo figlio più vecchio, il tuo primogenito, è on trial per tradimento, per corruzione e bribery, ancora tipo corruzione. Non c'è dubbio che le accuse siano vere e quindi la, la, per, la conviction sarà tipo la perdita in tribunale, no? Del tuo figlio maggiore è un grave colpo per te. D'altra parte potremmo interferire. Forse sto trial vuol dire un tribunale nel giudizio e quindi assicurargli l'innocenza. Quindi dobbiamo perdere un sacco di punti perché di tradizione repubblicana non posso perderne. Andiamo in negativo dappertutto. Ah! Poveri noi. Ma voi siete proprio dei fifoni, perché non attaccate anche da soli gli inglesi? Almeno gli inglesi. In effetti, io non posso fare niente contro sti inglesi. Fabbricare casus belli? No. Averne? No. Ma siete... Gli alleati. Che alleati avete? Norvegia, Portogallo hanno ricostituito l'alleanza. Qui immagino che abbiano già finito. Già. E mi aspetto pure. Allora, quindi quando avremo fabbricato le pretese, dichiareremo guerra e dovremo puntare su questa, soprattutto. Quindi andiamo lì. Andiamo già lì. Allora, e qui come va avanti? Allora, proviamo a vedere se potremmo togliere questa, ma non è ancora abbastanza per l'assedio. Allora, qui ci stiamo dimenticando di qualcuno, forse. Dov'è il generale, scusate? È scomparso.
Come ha fatto scomparire? Ah! Perché siamo andati sotto zero, immagino. Quindi quelli in eccesso li abbiamo persi. Che bella notizia! E quindi qui cosa facciamo? Ma stiamocene a guardare un attimo. Bel problema. Quando è che finiremo sta cosa? Ci vorrà ancora mezzo anno. Secondo me non ce la facciamo nemmeno per questi. Mettiamoci qua. Comunque la Francia non ha ancora... Oh! La Francia ci ama di nuovo! Grandissimi! Ah! Siamo... Mio Dio! Che fortuna! Non me l'aspettavo più. Sono diventati vassalli, ma penso. Ok. Offerte di pace al Congo, vediamo. Oh, ci darebbero già un bel po' di soldi, no? Noi vogliamo anche questa provincia, oltre ai soldi. Si può staccare una sedia o no? Ok. Niente di grave. Qui però... E d'altronde non possiamo. Allora, vediamo un po'. Reclutiamo questi 1000 uomini. Vediamo se nonostante la mancanza di leader riusciamo... sti eventi però non è che aiutino molto. Disordine. Le persone si lamentano dell'approccio di mente chiusa alle nuove idee. Dicono insomma che stiamo andando brutalmente contro le antiche libertà filosofiche e cose e altri simili affermazioni senza senso. Però alcuni devono essere bruciati, ma noi perdiamo un'instabilità, non è una buona idea. Mio Dio, maledizione. Qui abbiamo perso un po' di uomini. Ce ne torniamo in Achea. Perché? Boemia? Ah, la coalizione contro la Bavaria. Se la vedrà male. La Bavaria. Ah no, c'è la Polonia. Che casino. E lì... Ok. Una guerra che non ci tocca per fortuna. Adesso vedi che ci chiamano in aiuto i polacchi. No, per fortuna no. Quindi dovremmo andare qua. Dato che per di più è la provincia più importante. Questa.
Allora, voi avete riposato abbastanza, andate un po' a scoprirmi questa regione. Ok. Voi ci odiate sempre? Mhm. Qui iniziano le follie. La Polonia non è più così forte. Abbiamo il casus belli. Ecco. E questi? Ok, abbiamo fatto in tempo. Questo è eccellente. Guarda chi si vede. Ok, dobbiamo dichiarare di nuovo questa guerra malfamata. Allora, però facciamo una cosa allora. Tu tornatene qua. Ci serve. Sarà una guerra solita. Una guerra solita. Caravel. Ma io direi. Quanto cambierà? Abbiamo l'83%. E se invece facciamo così? Qui abbiamo troppa gente che non... Ok, il diplomatico è tornato. Quindi qui quant'è che manca? La nostra nuova colonia è questa, no? La più nuova. Allora, a sto punto devo dichiarare guerra. Una nuova guerra. Non c'è pace. Ah, bene. Qualche evento positivo ogni tanto c'è. Fabrizio Chioggia. Congo, non voglio neanche più vedervi. Allora, andiamocene verso. Vorrei colpire appunto questa volta un po' meglio la Francia se e la Spagna, la sua flotta, se riuscissi. Mi piacerebbe anche prima o poi conquistare le province. Queste due province. Ah no, è la loro capitale. Una volta era Berna, avevo visto. Accidenti, e vabbè. Comunque la Lombardia basta e avanza. Questa diciamo questa zona è il Canton Ticino e questi sono i Grigioni. Il nome è Grigioni appunto. Graubünden. Allora, cosa... Voi ci amate adesso, imperatori, vero? Perché un po' esagerato. Ok. E... Se vi dichiarassi guerra? No, non è il caso. Comunque non hanno sostenitori che abbiano qualche potenza, a differenza di questi stati. Però preferiamo puntare su di loro. Però aspettiamo ancora un mesetto, dai. No, forse è meglio andare il prima possibile invece. Ok. Andiamo il prima possibile. Conquistare la Martinica. Ormai i nostri alleati non danno più alcun peso a noi. Stanno facendo un'altra guerra contro l'Austria. E stanno pure perdendo.
Speriamo che liberino la Provenza. Allora, comunque noi dobbiamo dichiarare guerra, siamo pronti. Volevo mandare prima... Quanto abbiamo perso? Un bel po', penso, per Venezia. Vabbè, ma non è così importante. C'era questo diplomatico che avevo mandato qua. Uno lo si può mandare di nuovo dal Papa. Ma non lo mandiamo. Prima facciamo sta guerra. Allora, tu pattuglia ancora il commercio. Magari ci va bene. Facciamo subito guerra. Non possiamo più attendere. Ok, quindi guerra di nuovo. Queste guerre non finiranno mai. Ok. Vai. Giusto, non è ancora intervenuto. Vediamo, aspettiamo un giorno. Ok. Non ci servirà neanche fare una pace vera e propria. Secondo le mie previsioni. Perché appunto... Ah no, ci serve per il Portogallo. Va bene. Però penso che... Ok, la Spagna è di nuovo rivale. Quindi... Non ci aiutereste, vero? Ah sì, ci aiutereste. Molto interessante. Davvero molto interessante. Questa... Sai che quasi quasi mi prendo l'Andalusia. Potrebbe essere... Beh, perché non chiamarli in guerra? Sono già in guerra tra l'altro con l'Austria e io tengo all'Austria. Non crediate che tenga alla Francia. Chiamiamoli. Ok. Due coalizioni. Abbiamo di nuovo la, la guerra mondiale. Mondiale europea alla fine. Ok, calma. Abbiamo fatto fuori subito. Ecco, abbiamo finito la colonia. Queste erano le cose che ci interessavano. Vi spiego perché. Perché voglio mandare subito il colono qua a cambiare la cultura. Ok. Siamo messi davvero male. Anche la Savoia, come forse ci si poteva aspettare, è scesa in battaglia. Accidentacci. Quindi questo lo mandiamo dal Papa. Quindi, oh mio Dio, nuova guerra tra sti qua. E noi arriviamo. Ma ascolta, prima arrivavamo prima, adesso perché si sono aggiunti gli altri. Era questa la cosa? Vabbè. Ok. Quanto hanno? Ce la prendiamo. Anzi, aspettiamo alla fine del mese e ce la prendiamo. 60 qualcosa. E ci mandiamo lui, speriamo arrivi in tempo. Adesso allora no, dobbiamo mandare questo qui e questo qua. Qui ci sono degli eserciti spagnoli non molto preoccupanti in verità.
Intanto anche quest'altra provincia è tornata al Marocco. Una lunga guerra inutile allora per la Castiglia che è rimasta arretrata un po' tecnologicamente per via di quella guerra. Com'è la mappa tecnologica? Purtroppo io sono più arretrato. La Francia e anche gli altri staterelli italiani e del sud della Germania, se non altro, sono molto avanzati, come anche il Portogallo, i paesi nordici, Inghilterra esclusa. Io sono più o meno come gli ottomani. Accidentaccio, accidentaccio. Da qui tra l'altro ci dovremmo guardare bene. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Io penso che magari, perché no, una metà di ste navi le lasciamo a Venezia, un'altra metà le mandiamo ad aiutarci. Però scusate, questa per ora le mandiamo a Corfù, dai. Qui il progresso è bloccato. Queste, ok, siamo. Ok, questo abbiamo capito, non ci preoccupa più di tanto. Invece ci chiediamo cosa faranno. Ecco, qui non possiamo. Speriamo ci sia quell'evento che ci toglie stabilità. Non abbiamo alternative. Eccoli qua. Intanto abbiamo un diplomatico libero. Io volevo vedere se era possibile in qualche modo entrare nell'impero. Però access in questo caso no. Infiltrate no. Dinastico no. Papali no. Alleanza no. Ci sarà un qualche modo. Sono curioso. Non è molto facile capire, ma costruisco un'altra nave pesante. Anzi no, vediamo come vanno a finire le battaglie navali. Ok, qui siamo arrivati. Io direi di andare qui. Grazie alleati. Cotone, va bene, va bene. E assediare la Martinica. Lasciamo che continuino a fare le altre colonie. Ok, l'assedio al Congo è finito. Ok, abbiamo pure convertito la Kea. Convertiremo la Morea a sto punto. Se no anche queste forse sarebbe... No, ma partiamo appunto dalle più facili. Da Mastidanas. Può andare bene. Allora, vediamo dov'è la nostra flotta. Cosa ci fai qui? Vai avanti. Però in effetti se riuscissimo... Vediamo se sono più intelligenti ste navi. No, non sono molto intelligenti. Però se ci aiutasse la Francia ci farebbe un bel piacere. Qui ormai abbiamo finito col Congo.
fermiamo pure questo. E che facciamo qua? Siamo in guerra insieme, ma siamo alleati con un rivale. Alleati alla Polonia. Cioè rivale alla Polonia? Come fai a essere rivale della Polonia? Tu devi farmi comprendere, perché io non lo capisco. Rivale alla Polonia. Vabbè, sarà un rivale di breve corso, io immagino. Poi infatti rimetterà noi dopo la Polonia. Allora, com'è invece? Costerebbe tanto, come al solito. Qui per tornare indietro dovremo fare un'impresa. Allora, qui va abbastanza bene. Però abbiamo preso poca roba. Solo una nave da commercio, pare. Con chi miglioriamo le relazioni? C'è la Toscana, l'Austria. Ah sì, facciamo l'Austria, dai. Cavoli, la Bavaria non se la vede. Tutti sono... Perché hanno fatto pace? No. Una guerra estrema. Ok. Ok. No, non siamo arrivati in tempo. E quindi la cultura è inglese e non accettata. E anche la religione naturalmente è sbagliata. E per quanto, chi lo sa? Magari mancava poco, non ho fatto caso. Comunque siamo stati sfortunati. Spero che si dimostrino almeno capaci di fare qualcosa loro. Io intanto qui mi stavo dimenticando di sbarcare gli uomini. Vabbè, non c'era fretta. E quindi che colonizziamo? Io vado qua. Perché gli inglesi mi preoccupano. Ok, addio. Anche noi abbiamo perso una galea. Ok, quindi unifichiamo le flotte tranne queste. Cosa sono queste? Ok, anche queste però dovranno riposarsi un attimo. Qui intanto ci sono le guerre solite. Più che altro dovremmo richiamare appunto quegli uomini in buona parte. Qui ci sono pure i pirati. Com'è la loro flotta? Non è affatto preoccupante. Cavoli, se la passa davvero male la Francia. Un po' troppo male. Forse ho fatto male a chiamarla Francia. Non si scontrano. No.
Via mare vinciamo noi, ma via terra. Ok. Dovrebbero più che altro... Uff. Fare pace con l'Austria. Ok, abbiamo finito anche l'ultimo assedio e volendo possiamo far pace. E questi come faranno mai a tornarsene? Io vedo questa impresa come ricca di pericoli. Ah, ecco l'evento che aspettavo. Solita situazione. Dovremo aumentare naturalmente a questo punto molto e la stabilità. Magari però mi viene da pensare. Questo lo facciamo tornare. Speriamo non sia attaccato troppe volte. Potremmo addirittura... no, forse no. Però in generale servirebbe. Ma la tradizione fa talmente pena che forse non è una buona idea. Ecco, hanno fatto pace. Ah, bene, bene, quello che speravo, la vassalizzazione alla Provenza. Provenza, Provenza. Ok. Quindi adesso sono solo incentrati sulla nostra guerra. Ok. Ottimo. Forse potranno combinare qualcosa. Mi sa che la ancora Aragona sarà difficile. Comunque l'Austria si sta facendo un po' troppi nemici. A parere quasi unanime. Ok, tutti entrano in coalizione contro di lei. Allora, appunto potremmo fare pace col Congo. E in effetti sto sbagliando una cosa io. Devo lasciarne qualcuno qua. Se no... Allora. Luango ci interessa. Naturalmente anche il potere di commercio. La sovraestensione... L'espansione aggressiva non è molta, direi. Potrei anche chiedergli... Vediamo cosa producono ste... No. Grano. Schiavi, schiavi. Avorio e schiavi. Vabbè, questo è un centro di commercio. Non posso annetterli naturalmente, però... Dato che non siamo affetti da sovraestensione, al momento potrei anche annettere queste due province. Perché no? Dai. Quindi questa pace può andare. A sto punto
Aumentiamo il numero di mercenari. E integriamo le province. Sì, in effetti non avevo considerato che non avevo pretese. E che mi servivano per aumentare la stabilità pure. Ok, alcune cose che non avevo considerato. E che questi moriranno tutti. Va bene. Non si può tornare via terra, mi sa. Vabbè, di verità un po' di perdite però ci sono. Ok, tornate indietro ragazzi. Almeno posso togliere il leader, che così non ne devo creare uno nuovo. Mi piace che l'Inghilterra perda ancora. Ok. Voi siamo in un casino. Però beh, proviamo ad andare qui. Ecco, abbiamo convertito la bugia. E a sto punto chi convertiamo? La Morea, dai, proviamo la Morea. Dai, tutto sommato ce lo stiamo cavando bene con le conversioni. Speriamo non attacchino qua. Ok, siamo fortunati. E allora, come va qua? Le bloccate sono solo... Mm. Sono solo danni francesi. Qui non potrò assegnare leader. Qui dai, alla fine non era stato inutile. È vero, adesso sono un ultra miliardario. Allora, posso fare l'ambasciata? È utile? Diplomatici ne ho già abbastanza. Manifattura per il grano. No, in effetti non sono così utili questi edifici. Continuiamo magari con questi. Ok. Qui in effetti non ci avevo pensato che si chiama Mantova in italiano. Ok. Qui ci sono pure i pirati. E qui ci sono degli inglesi che non si sa come possono ancora colonizzare qua. Ma davvero? Ma come fate? Io mi chiedo come fate. Ah, è accettata la cultura. Solo la religione non lo è. Però le stanno convertendo. Ok, bravi. Potete già convertire, vedo. Strani avvenimenti. Perché voi non attaccate, distruggete, eccetera, eccetera, no? Ok, abbiamo ingaggiato il nemico a Ceuta. Allora, ci stanno chiedendo di aiutarli, per forza li aiutiamo. Si conquistano Avignone. Ma scusa, e la Provenza dov'è? Vabbè. Vogliono prendersi Avignone. Certo che li aiutiamo. Quella. Però qualcuno non era d'accordo. Vabbè.
siamo pure sbilanciati. Ma che cavolo di esercito ho tirato insieme? Non era il caso di... Vabbè, non c'è nessuna battaglia decisiva. Il problema qua... Vabbè, ho fatto fuori un po' di gente. Questo è già buono. Questi Avignone, che cazzo ti è venuto in mente? Ok, il problema è che non possiamo assegnare nessun leader. Però abbiamo i nostri metodi. Allora, possiamo chiedere l'accesso a costoro, mandare l'esercito a Melilla e in seguito... E dov'è il leader? Non mi ricordo. Ah, non l'ho proprio assegnato. Allora, dai, che li attacchiamo da dietro. Allora andatemi a Fez. Marche. Non mi interessa la difensività delle Marche. O sì. Beh, può subire qualche assedio, ma... non spende 50 posti. Ma sì, spendiamoli. Ok. Perché siamo così sbilanciati? Io mi chiedo perché. Proviamo a sperare che nel prossimo mese lo saremo un po' di meno. No, lo siamo comunque. Qui abbiamo avuto successo. Ottimo. Ma che sfiga! Il giorno stesso che finisce l'assedio, ma arriviamo noi. Stiamo facendo pena. Come andate voi? Malissimo. I francesi se la passano malissimo. Per fortuna ci siamo noi. Dominica, vabbè. È nostra, cosa ci importa? Le pretese eventuali. E voi... va a finire che vince pure. Ah no, per faccio la Toscana. Comunque, fatto sta che la Francia non ha esercito. Pure la corruzione. Ah, 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 ah. Ma che bello. Ci tocca l'inflazione. Non è possibile. Andare avanti così non è possibile. Qui rischiamo pure di non riuscire a vincere la guerra. No, ma la vinciamo. Quando controlleremo quest'isola. Allora, cosa pensa di noi la Russia? Ci odia comunque, a prescindere. ...44... ...37... ...35... ...mica tanto. Vabbè. Allora, qui... ...dovremmo... ...ecco una cosa che dobbiamo fare. Guadagniamo molti punti. Poveri francesi. Ma dai che le avete le risorse francesi, siete più ricchi.
reclutate qualche mercenario, no? Polonia. Polonia è pericoloso. Vabbè. Che cavoli facciamo? 99 uomini, ma si può. Oh, bene, la Martinica è nostra. Questo cambia un po' le carte in tavola. Qui cacao. Prima volta che vedo una produzione di cacao. Ok, abbiamo liberato anche Casablanca, torniamocene in Grecia. Allora. Qui sono rimasti 1000 disgraziati. E voi cosa fate qua? Boh. Ma sai cosa faccio io? Gli uomini alle armi sono troppi, ne sbando un po'. Ok. Allora, miglioriamo un po' le relazioni con l'Ungheria. Dovremmo prenderci una provincia dell'Ungheria, tra parentesi. Assediano Londra. Interessante. La Bavaria se la vede molto male. Non so cosa ne rimarrà. Wuluf. Per fortuna sta proprio arrivando ora. Qui sto sbagliando qualcosa? No, vabbè. Può starci. Addio. Così imparate. 2 galleggi ci hanno beccati. Ok. Quindi adesso siamo sopra il limite. Già. Non ha più quell'instabilità religiosa. Beh. Ok. Se lo dite voi. Ok. Noi in pratica conosciamo unicamente la guerra come mezzo di finanziamento. Qualche lanzichenecco non farà male qui e nel frattempo sferriamo l'attacco contro i rivoltosi di Wuluf, che sono credo molto arretrati. Comunque questi ottomani non si fermano, se non li fermo io non li ferma nessuno. Allora, vediamo un po' Wuluf come va piuttosto. Wuluf. Mica bene come speravo. Ma oi. No, hanno direi le nostre caratteristiche tecnologiche. Soprattutto abbiamo perso tutta la nostra manodopera che avevamo faticosamente riconquistato.
Mi sa che dovremmo sempre basarci su questi. Almeno qua sono riusciti a respingerli. Ma qui le cose vanno di male in peggio. Cioè, tra l'altro siamo in perdita clamorosa. Però potremmo... tu, o terribile leader, incapace di qualsiasi azione, gentilmente. Bravo. Speriamo che tu abbia più successo. Mio Dio, quante perdite. Ok. Bastiamocene pure qua. No, meglio, sono unità d'attacco, quindi. Ah, vabbè che non sono poi così d'attacco. Allora, voi iniziate a perlustrare un po' meglio i mari. Voi avete intenzione di continuare a combattere in 5000? Allora, abbiamo un po' di uomini, possiamo mandarli in Toscana, che ci vogliono bene questi toscani. Non si sa perché. E a Napoli, dai, facciamo così. Siamo anche alleati ancora alla Liguria, è vero? Mi sono un po' dimenticato dell'alleato. Qui la Polonia è un po' preoccupante. Questo ce lo prendiamo invece. Massa. Ah, ho catturato un'altra nave. Mi piace catturare le caravelle. Forse però invece le galee me ne devo liberare. Bah. Quant'è che spendo per superare il limite? 0, un po' troppo però, a mio parere. Tra l'altro per delle stupide galee non ne vale la pena. Ok. Hanno davvero occupato Londra? Allora, vediamo un po' come va qui, perché producono lana. Vabbè. Ma come ne producono lana? Ok, Nasso è convertita. Corfù. Ecco qua. Che affondiamo 3 belle caracche. Pum. Addio, caracche. Voi chi siete? Andate a quel paese. Allora. No, aspetta però. La danneggiata la dovremmo staccare. In modo da poter riprendere i nostri fruttuosi commerci. Quella è fuggita. E noi ci prendiamo pure questa.
Vabbè, non prendiamocelo subito. C'è pure quella inglese che nessuno interessa. Ma dividiamo in due l'esercito, dai. Oh, bene, finalmente ci siamo ripresi dalla pestilenza che ci aveva colpiti. Allora, c'è stata qualche battaglia terrestre persa ultimamente. No, più che altro c'è qualche battaglia davvero persa. Forse mi converrebbe il prima possibile. Bene. Ste galè è il caso di farle fuori. Zucchero, producono zucchero. A che punto sono? 27%. Beh, noi aspettiamo. Allora, dove stiamo impiegando l'esercito? Da qualche parte è attivo? Qui è un po' rischioso. Però, altrove non c'è rischio di volta, vero? No. E quindi possiamo risparmiare un po'. Anzi, risparmiamo anche un po' di più. Non posso essere proprio al verde, no? Allora, ci sono altre flotte? Poche. Beh, ce ne torniamo un po' più indietro. Anzi, magari potremmo... No, non possiamo fare niente. Quanto esercito hanno? Come si chiamano? Abbiamo detto. Pequo. I nostri introiti sono leggermente calati. La Russia adesso è più ricca. Vediamo però le armate di Pequo. 9.000? C'è qualcosa che non quadra. Evidentemente sono più estesi. No? Vabbè, dovrò mandare un'altra armata. C'è qualche altro luogo? Ah sì. Costruiamo qua questo edificio. Qui non ce la vediamo affatto bene. Perché? Perché la Francia se la vede male. Questa è la situazione. Caracas.
sotto la ribellione. Che di certo non mi fa piacere, però. Mio Dio. Ma perché attaccati in minoranza? Terribile. Abbiamo fatto pure... Cioè, non ancora, però faremo fuori molto, evidentemente, la flotta portoghese. Qui c'è una flotta spagnola, dove va? Cadice. Vediamo. E ora dove va? Gibilterra. Vabbè, allora vi inseguiamo a Gibilterra, dai. Perché siete pieni di ammiragli voi? Ma questo non varrà molto. Ok, hanno solo dovuto pagare in questo caso. Allora miglioriamo un po' con la Liguria. Abbiamo preso un'altra nave da commercio. Una barca. Bah, ce ne liberiamo. Ma no. Portiamocelo a casa, dai. Ui. Abbiamo un po' troppa cavalleria, in effetti, qua. Voi siete pazzi. Volete proprio farmi perdere? Vabbè, non è comunque così preoccupante la cosa. Allora qua aspettiamo la fine dell'anno. E qui direi di prendercelo. Ok, a posto. Questi aspettiamo un attimo. Ah, doppia fallo, credo davvero. Vabbè, speriamo di poter reggere. Oh mio Dio, perché mi dimentico sempre questo quando faccio queste operazioni? Vabbè, non è un problema. Buono. Kandahar non esiste più. No, però forse conviene aspettare un attimo qua. Ok. Vediamo se possiamo migliorare la stabilità. Si può fare, si può fare. Aspettiamo magari Gabu. Questi cosa ci faranno perdere? Ma secondo me niente. Di che? Il mio governo, loro ci chiedono di tenerlo. Vediamo se questo desiderio di libertà si è riportato poi al 10. Vuol dire che non... Probabilmente queste nostre decisioni non è che cambino molto. Cioè,
cambiano solo momentaneamente gli eventi. Comunque certo, allora lo manteniamo. Se loro sono contenti, a noi non cambia niente. Quindi i nativi non ci interessano. Com'è? Va bene. Abbiamo gli advisor giusti. Allora qui possiamo riportare il mantenimento a livelli più bassi. La Martinica si è ribellata. Questo non va bene. Questi sono invece dei razzi, come al solito. Ok. E adesso? Allora dovremmo mandare la flotta. Dov'è la flotta? Voi? Sto parlando di voi. Qua. Prendete tutto l'esercito che potete. La Polonia ha perso. Ma che livello di tecnologia avete? Ma fate proprio ridere. Vabbè. Qui chi vincerà? Penso la Castiglia. Però è una battaglia interessante. Allora, vediamo un po' come va qua, perché non vorrei che mi fregassero l'ultimo secondo. Allora, potremmo anche usare l'altro diplomatico. Vediamo qua invece. Siamo inseguiti. Pericolosamente. Speriamo che almeno uno di loro sia presto richiamato e entri presto nella curia. Beh, qui abbiamo vinto, dai. Non si sa come, però. No! Però ce n'è un altro uguale. Fortuna. Ci serve per annettere. Allora, vediamo un po'. Miglioriamo con voi le relazioni. La Morea di nuovo in rivolta. E quindi altri lanzichenecchi. Bene. Questi eventi sono i miei preferiti. Ottimo. Qui come va? Ok, siamo arrivati. Bravi. Chi vi siete presi? Ok, un po' di tutto, va bene. E mandateceli qua. Anzi, vabbè. Ok, mandati qua. Ci chiediamo il Portogallo adesso colonizza. Ti pareva, no? Che non colonizzasse. Ancora più in là. Potremmo fare una guerra infinita. Loro continuano a colonizzare, noi continuiamo a rubargli le colonie. E questi? Sono in guerra col Duldakir. Insomma, non volete lasciare nessuno indipendente, eh? Però gli stati piccoli sono finiti adesso. Aspettiamo un altro mesetto qua. Pesce, vabbè, pesce. Avete già potuto notare la mia diffidenza verso il pesce in qualche altro
altro episodio. Chi c'è di ricco da depredare ancora? Ci sarà qualche ricco. Questo appunto è il migliore. Anche l'Orda d'Oro. Confiniamo noi, no. Ah, ecco, abbiamo scoperto pure questa che non è centro di commercio, però c'è il Volga. Appunto mi piacerebbe prendere questa zona prima che ci arrivi la Russia. E quindi facciamolo anziché dirlo, no? Perché non lo facciamo? Qui non, sti genovesi non sono molto facili a convertire. Però potremmo prendere questi. Lower down. Dai, facciamo qualche pretesa. Ok, andate. Ok, non abbiamo perso troppi uomini questa volta. Vediamo se riusciamo a unire le due flotte. No, si sono invertiti, vabbè. Fa niente. Ha finito le... No, questo fin quando dura che non possiamo convertire ancora 17 anni. E intanto i bosniaci non danno tregua. Vabbè, qui togliamo un po' di uomini, perché questi bastano, avanzano. Fateci fuori sti bosniaci. Allora, qui la situazione è sempre più precaria. Allora io direi, anzi, bosniaci potete aspettare un attimo voi. Ci serve il generale. Ok. Ui, le tariffe sono troppo alte? Eh, Ma guadagnerebbero... Ah, ci dice che si lamentano, no, le colonie perché sono troppo alte le tariffe. E guadagnerebbero non si sa. Ah, però guadagnerebbero... Noi guadagneremo più soldi, ma loro 10% di desideri di libertà. Però io credo che in questo modo, cioè che non duri per sempre la cosa, ma solo per un po', come anche quell'altra che abbiamo visto. Quindi proviamo a vedere. Tanto rimane basso il desiderio. Come vedete, se invece è alzato, si è alzata la tariffa. Quindi diciamo che è un evento positivo. Qui invece la nostra colonia com'è? Qual è l'altra no? Questa è una colonia? No. E abbiamo una colonia qua. Mi sembra di ricordare che noi abbiamo una colonia. Vabbè, questi hanno perso, quindi possiamo anche... Invece non mi ricordo qual è la nostra colonia. Si può, dai. Dov'è la colonia? Allora, una è questa e l'altra è... Ah, ecco, questa. Ha quasi finito, dai. Wow, gli aztechi... Non scherzo.
Qui intanto abbiamo un altro core. Ok. Chi stiamo convertendo nel frattempo? Morée e Corfù. E siamo a buon punto. Ci hanno fregato il cardinale. Bella situazione del cavolo. Ok, questi sono fatti fuori. Forse qui è meglio tornarcene. A ripensarci. È stato un po' imprudente lasciarli. Questi. Che ce ne facciamo di questi? Che cosa ci richiede? Cosa sono contadini? No, sono nazionalisti. No, dobbiamo farli fuori. Allora. Ok. Aspettiamo che arrivino. Cardinali perduti ne abbiamo un po' troppi. Se siamo fortunati come al solito lo perdiamo adesso sto cardinale. Tra l'altro è il più vecchio di tutti. Allora, vediamo invece di aumentare la stabilità. Ma sì, aumentiamola. Sta guerra però, scusate, non sta andando tanto bene. Allora, vediamo come va qua. Sono ormai a buon punto. Sempre più a buon punto. Già, un po' troppo a buon punto. Non abbiamo più pretese sulla Provenza. Questi chi sono? Pretendenti svizzeri. Allora, facciamo la solita distinzione. Allora, voi mi andate qua. Speriamo che arriviate in tempo. Secondo me no. Sti francesi sono sempre più distrutti. Però adesso si sta risistemando. Forse ce la fanno a combinare qualcosa. E lo sapevo che non ci arrivavate in tempo. Forse in effetti a sto punto non vale più la pena. Accettiamo le vostre pretese, tanto il prestigio non ci importa. Va bene. Nonostante il trattamento, tra l'altro, ci è toccato accettare tutto questo. Ma non fa niente, poi abbiamo tanti da convertire prima di loro, quindi. New Land? 0 è un po' poco. Ah, quindi questo aumenta le tasse. Dov'è questa nostra colonia che io... Anziku. Ah, questi guadagnano valore. Ottimo. 5. Buono. Allora, voi andatemi qua perché
io ho un po' di timore che possano concludere. Ok, Morea, no. Morea a posto, le Bermude non possiamo, facciamo Creta. Vediamo. Esatto. Santa Lucia si sostiene. Ottimo. Alle Barbados sono le altre. Ok, adesso ci prendiamo pure questa. Fin troppo facile. Dobbiamo pure prendere questa. Ora. Ok, prendiamocela. E io direi pure di mandarci il colono. Buono. Quindi adesso abbiamo una colonia di troppo, ma non per molto. E adesso volendo potremmo anche, lasciando uno qua. No, non possiamo, ma sì che possiamo, che livello tecnologico hanno? 2. Proviamo ad attaccarli. Perché no? Ecco, facciamo questo anche però. Queste province non ci amano. Allora, torniamo ad avere. Vabbè, al massimo la Francia potrà far pace. Perché voi non intervenite? Geniacci che non siete altro. Poi hai capito perché perdono le guerre. Livello 11. Tutti 11, siamo noi indietro. Ok. Rifabbrichiamo pretese sulla Provenza. Questo non mi piace, però vabbè. Allora, voi mi andate in queste remote regioni. Io sai cosa faccio prima delle elezioni? Aumento di nuovo la stabilità. Ok. Il nostro, di nuovo abbiamo finalmente un ottimo leader. Ok, Corfù convertita, convertiamo a questo punto Atene. Non capisco perché è diventata una monarchia. Perché ci vuole di più a convertire questi? Perché la cultura non è accettata. Non capito? Well, allora. Ok, tu ritorna. E tu. Qui è tutto una. Vabbè. Un gioco di fortuna. Dai, tutti e tre adesso. Li vogliamo tutti cardinali. Se la cava un po' male, eh?
Però ha vinto la battaglia. Io lascio che si facciano fuori sti qua, no? Cosa mi importa? Ah, pure il conquista... Ma sti leader qui sono fatti apposta per morire in maniera cretina, poi nel momento sbagliato soprattutto. Allora, arrivo in 88 giorni, quindi arriviamo in tempo questa volta. Non abbiamo un leader. Ok. Queste ormai le abbiamo invece. Fabbrichiamo altre pretese. Allora, abbiamo preso questa. Io direi andiamo verso il confine con la Russia, che è quello che mi preoccupa di più. La Russia già ha pretese? Come fa a aver pretese che non confina? Queste sono le domande. Cavoli, la Francia non è più una superpotenza. Queste sono le cose che ti fanno felice. Anche quando la Francia è alleata sei sempre felice, no? Allora, il massimo, cioè, hanno solo 5.000 in manodopera. No, siamo noi che siamo noi quei sfigati. No, loro ce l'hanno la manodopera. Abbiamo il secondo esercito al mondo. Ma penso. L'Inghilterra farebbe pace. Ah, davvero? Caracas? Ok. Annullerebbero i trattati col Portogallo e pagherebbero 102 ducati. Cavolo. E quanti soldi avete? Ne avete 102 o ne nascondete altri? Dov'è che siete? No, non hanno granché. Però un po' di più ce lo potrebbero pagare. E non ci interessa il trattato col Portogallo. Anzi, ci fa comodo. Voi farete altre colonie, vero? Inglesi? Non possiamo fidarci. Ecco qui il Portogallo. Ci siamo abituati. Penso che faremo pace tra un po'. No! No! Come sei eri così giovane? È morto. Giovane morto. E due eventi negativi, le Marche diventano... Ma vi rendete conto le Marche riformate? Religione riformata per le Marche. Già la terza regione italiana. Ok, è perché non abbiamo preso la controriforma, lo dovevamo sapere. Ok. Ma più che altro la morte di Pietro Giustiniani. Assai prematura. Io non voglio. Perché devi morire? Aspetta, voglio guadagnare ancora così tanto per qualche mese. È un'altra stupidaggine del gioco che è possibile. Guyana. Claudio Zucchi. Pirati. Vabbè, allora, burocratico. Per forza. Antonio Quirini. Giustiniani. Com'è possibile che tu sia morto così? Non è possibile. Quanti anni hai, ti prego? Giovanissimo, 44. Vabbè che questo criterio non è stato molto... Vabbè. Non ha avuto l'effetto sperato questa volta. Ma questi... Cos'è che ci danno? Local Trade Power, Trade Value. Danno anche le cose abbastanza positive. Questo da Force Limit.
potremmo nemmeno forse permetterci tutto questo. Qualche fortezza invece? Ma forse più delle fortezze ci deve importare la tecnologia, dato che rimaniamo sempre indietro, inevitabilmente. Già. Vabbè, dai, chiudiamo qui l'episodio con questa fine triste. È un episodio tutto sommato assai positivo, in cui abbiamo preso le colonie del Congo. Non esisterà mai un Congo belga qua, ma solo un Congo veneziano. E le solite colonie di portoghesi. Queste due colonie. E presto anche queste. Senza dubbio. E no, magari facciamo la pace con l'Inghilterra a sto punto. Per chiudere. Ecco, ci facciamo pagare un po' di più di quello che ci hanno detto loro. Io. Sì, ti immagini. Questo trattato non ci interessa invece. Potete mantenere il vostro trattato. Ok. In questo modo abbiamo perso ancora punti, perché era l'unico luogo in cui andasse qualcosa bene. Va bene. In effetti potevamo almeno provare a prenderci Nizza. Non sarebbe stato male. Beh, possiamo ancora provarci nel prossimo episodio, eh. Potevo provarci, posso farlo subito. Ho tutte le possibilità. Ok, però non lo faremo subito, lo faremo nel prossimo episodio. Quindi quant'è che ha governato? Solo 16 anni, è morto a 50 anni. Ah, è durato 16 anni. Che ingiustizia. Tra l'altro ci è costato pure stabilità e tutto. Vabbè, stavamo guadagnando un sacco i punti e ci è dovuto morire. Questo cosa facciamo? Mica durerai anche tu 16 anni. L'altro si chiama Giustiniani, gli dovremmo dedicare per forza una colonia. Che così? Che colonia? Lui è stato il grande colonizzatore della Groenlandia, infatti lo chiameremo Eirix Fjord, è uno fiordo. Eirix è il fiordo di Eirik. Penso voglia dire questo. E questo invece è Vestbygden. Vabbè. Poi Tuk. Il Canada, ma sì. Poi Tuk lo chiamiamo. Come lo chiamiamo? Giustiniania. No, sarebbe un per dire. Ci penserò. C'è qualche nome che non abbiamo modificato? Di questi piccoli non l'avevamo modificati alla fine. Facciamo quest'ultima cosa prima di salutarci. Bischero. Che bischero quel. Che bischero. C'è morto prematuramente. Eraclion. Ma chiamiamola Tessalonica, dai. Tessalonica. Kosovo, Pristina, Zabliak. Oddio. Trebinie e Tribuni. Ah, vedete che il nome somigliava più a quello italiano. Il nome della città rispetto a quello. Qui cos'è? Jaic. Questo dovremmo prendercelo. Tanto i nemici non sono così spaventosi. Serbia, Smederevo, Visoki.
Torgoviste. Insomma, non saprei i nomi italiani di tali province. Qui Gianina. Gianina. Qui abbiamo anche Naxos. Ma Naxos mi piace più in greco. Allora. Ok. Abbiamo. Qui non ho la più pallida idea di che nome potrei dare a questa provincia, quindi penso che terremo. Ecco, qui De Canarias non mi piace. Canarie è più giusto. Canarie, ottimo. Canarie. Queste cos'è? Madeira, va benissimo. Azzorre. Azzorre. Buono. E c'è Capoverde. Capoverde com'è? Capeverde. Capo verde. Qui possiamo rinominare qualcosa. Martinica no, non possiamo. Dovrei rientrare un altro, lo farò un'altra volta. Ok, ottimo. Questo quando è che arriva? 44 giorni. Farà in tempo, farà in tempo. Quant'è che guadagniamo? 19. Mio Dio, siamo ultramiliardari. 19. Stiamo salendo sempre di più. Senza contare che... Ah no, non spendiamo di più. Siamo giusti. Ok, però 19 è buono. Sono contento. Introiti. Siamo davvero adesso penso di gran lunga i più ricchi, perché... Sì. La Francia è depressa. La Russia mi preoccupa. Vabbè, che è arretrata. No, non è tanto arretrata. Solo un po'. E non lo rimarrà. Vabbè, non ci interessa molto la Russia, dai. La cosa, se fossimo davvero fighi, sarebbe bello arrivare in Giappone prima di loro. Si potrebbe fare. Cioè, per poi colonizzare la costa pacifica della Russia, così loro non avranno quello sbocco al mare. E dai, siamo sempre più... La mappa è sempre più azzurra. Benissimo, dai, alla prossima. Colonial Range. Questo aumenta ancora il Colonial Range. Stranamente, in questa partita, cosa che non mi capita mai di solito, questo quant'è che ci manca? 3 livelli. Stranamente, invece, in questa partita sono all'avanguardia nella tecnologia diplomatica, di solito è quella che mi manca sempre di più, nonostante abbia già fatto le idee, tra l'altro, e prenderò ancora delle idee diplomatiche senza dubbi. Qui invece siamo sempre indietro con quelle amministrative, benché scegliamo sempre governanti che puntino a quelle. Vabbè, speriamo che finendo la linea delle idee, ne mancano solo 2, poi riusciremo a rimetterci in pari. Ottimo, quindi anche questo episodio si è concluso. Abbiamo poca manodopera, però molta più di quella che avevamo all'inizio dell'episodio. Siamo molto ricchi e quindi siamo abbastanza soddisfatti per come hanno preso la piega le cose. Siamo riusciti addirittura a farci amare alla Francia e a fare in modo che fosse molto ridimensionata. Adesso mi chiedo, tratterà per forza con la Spagna? Questo non è buono, perché la Spagna prenderà probabilmente Berna, io immagino. Se invece libererà qualche vassallo sarà davvero stata brava.
e la Provenza mi piacerà prenderla. Va bene, dai. Alla prossima.